Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie alla nostra grandissima regista, avete visto, ha sentito che la voce è migliorata rispetto alla settimana scorsa, è peggiorata la mia, che è un po' più male di stagione. Ora, abbiamo un abbraccione alla nostra Tina, un abbraccione a Matteo, a tutti quanti i radioascoltatori, 14 radioascoltatori, gatti compresi. Ora, stiamo considerando nella nostra storia, il nostro ripercorrere, il principio e la crisi, quindi le modifiche da portare alla democrazia, questo democratos, potere che spetta di diritto al popolo. In questo percorso abbiamo valutato l'epoca degli inizi dell'Ottocento, quando in Italia, quando il popolo italiano fu messo davanti alla necessità di valutare, lui, popolo cattolico al 98%, di valutare la possibilità di scontrarsi con il potere del Papa, potere pontificio, che veniva messo in discussione dall'avanzante nazionalismo, comunque dall'avanzante potere dato ai popoli rispetto a quanto avveniva in precedenza, dove c'era un padrone che faceva quello che voleva. Quindi il periodo che consideriamo più o meno è il periodo in cui viene eletto Pio IX. Pio IX viene eletto intorno alla 1845-46, una roba del genere. E in questo periodo anche la Chiesa, all'interno della Chiesa, delle gerarchie, soffre di diversi problemi, di diverse opinioni, di diversi indirizzi. È il periodo, per esempio, in Lombardia, dei cosiddetti preti pifferi, cioè c'è una carenza così elevata di sacerdoti che il vescovo ordina, come sacerdoti, ma che possono soltanto dire messa, amministrare i sacramenti e nient'altro, i sagrestani, purché siano vedovi e purché oppure siano celibi, cioè mancano i preti e vengono mandati questi sagrestani, che erano di un'ignoranza assolutamente abissale. Ora, questi ignorantoni, ci sono barzellette incredibili ancora risalenti all'epoca, cioè praticamente veniva detto, ad esempio per ciò che riguarda l'estrema unzione, veniva detto che questo prete piffero, l'estrema unzione vede sul libretto che l'istruzione deve giungere oculos, cioè mettere un po' di olio in maniera diversa, tutti i racconti, le barzellette che ne vengono fuori. Cioè, è gente che viene ordinata per amministrare i sacramenti, che loro dicono somministrare. È un mondo che presenta
mondo intero. Sì. Francesco, ti chiedo scusa, ti sentiamo molto male. Pronto? Ti sentiamo ma non benissimo. Ah, Prova a spostarti un pochino aspetta, magari. mi sposto. Qui sentite meglio? Sì, meglio, grazie. Ecco, scusa. Dunque, quindi il ragionamento è di questo tipo, cioè questi vengono nominati, vengono scelti questi sacrestani che nell'assenza di altri sacerdoti sono degli ignorantoni di prima riga e in qualche modo semplicemente coprono la possibilità che i sacramenti essenziali cattolici vengano meno ai fedeli. Punto. Quindi all'interno degli stessi ecclesiastici ci sono questi vescovi che sono tutti laureati, tutti o quasi tutti, e hanno frequentato le più grandi scuole italiane presenti nella penisola, hanno quindi una distanza notevolissima con sia il popolo sia con i loro stessi sottoposti, in particolare questi preti che insomma vengono presi e tirati dentro per garantire la gestione ministeriale. Da un lato quindi abbiamo questo e dall'altro lato abbiamo quelli che sono gli intellettuali laici, i mazzini della situazione, che vogliono un partito religioso addirittura. Quindi gli altri laici che normalmente hanno studiato dai preti, dai gesuiti, in questo caso, per Mazzini, e la contrapposizione fra chi all'interno della stessa gerarchia ecclesiastica sosteneva la intangibilità del potere territoriale esercitato dal Papa sui territori del centro Italia e chi invece ritiene che ci sia un distacco logico tra il potere temporale e il potere spirituale. Quindi si crea per la prima volta in Italia e forse in Europa un dissenso fra ciò che dice il Papa rispetto alle questioni materiali e ciò che dice il Papa rispetto a questioni spirituali. È una frattura fenomenale, perché voi pensate che dal 40 al 70, in 30 anni, il Papa passa dall'essere un monarca assoluto, con poteri totali, re sole, sui territori del centro d'Italia, passa da quello a essere uno che non ha più neanche la sedia su cui sedersi, perché nel 1870, se non fosse stato garantito da una legge unilaterale del Regno d'Italia, la legge delle guarentigie, in sé per sé il Papa avrebbe dovuto andare a chiedere l'elemosina in giro per l'Italia. Questo è nei 30 anni di quell'epoca. Quindi in quei 30 anni il popolo che è stata la chiave di volta per il sovvertimento dei poteri preesistenti usciti dal Congresso di Vienna, quindi questo sovvertimento, questa apertura dando costituzioni, dando poteri costituzionali al popolo italiano, da questo si è passati, da tutto questo si è passati
alla possibilità di contestare sotto un profilo del potere lo stesso potere del Papa, che era visto come potere, almeno concretizzato da lui, come potere dato direttamente o indirettamente, ma da Dio. Lui, tutto sommato, se gli tocchi la maniglia della porta e gli sfreghi un potere, un qualcosa di divino che è stato divinizzato per la sua stessa appartenenza. Ora, all'interno del mondo ecclesiastico, in realtà c'è chi è favorevole alla costituzionalizzazione del potere, al fatto che il Papa perda il potere sui territori e che quindi vengano fatti valere i cosiddetti plebisciti, la spoliazione del potere temporale possa tranquillamente avvenire senza contrasto con nessuna norma in qualche modo agganciabile al credo, alla fede, e dall'altro lato invece chi ritiene che senza, come afferma il Papa, senza un potere temporale, il Papa venga inibito nell'esercizio delle sue funzioni di rappresentante di Cristo in terra, quindi che sia un generale sacrilegio quello che sta avvenendo. Ecco, voi pensate al dramma che si è creato nel popolo italiano, ignorante per di più, in questo momento. E se ci pensate, è il momento in cui si creano, si formano tutte le idee, ideologie che fanno carico al popolo italiano da allora a oggi, perché da allora a oggi sostanzialmente il tema rimane quello, rimane la differenza fra cattolicesimo, la religione, comunque la religione cristiana, il potere temporale, ma il fatto che non possano essere completamente scissi, che non si possa rinunciare ai principi, valori e senso di una religione nel momento in cui tu organizzi una società e organizzi le strutture che rendono possibile l'esercizio, il buon funzionamento della società stessa. Ora, è un rivedere, un riandare alle proprie radici per capire quel che è successo dopo. Perché se non lo si fa, quello che sta succedendo adesso non lo si capisce, poco da fare. Ora, cosa avviene? Prima del 1870, abbiamo detto settimana scorsa, il Papa convoca il concilio e lui, già eletto da un numero di cardinali praticamente soltanto italiani, perché convocato il conclave, sono assenti, la maggioranza è assente, viene nominato lui e non se ne parla più. Il concilio è più o meno una roba di quel tipo lì. Cioè, c'è una prevalenza di vescovi meridionali, non arrivano tutti i cardinali, tutti i vescovi per partecipare a questo concilio. Viene proclamato il dogma della Immacolata Concezione, ma nello stesso tempo il dogma, che ha provocato anche fughe di partecipi al concilio prima della promulgazione del dogma, il dogma dell'infallibilità del Papa. E il Papa di fatto pone la rottura tra popolo italiano e Chiesa, fra esercizio dei poteri
politici e civili e professione religiosa. È il momento grandissimo, di grandissimo scontro che determina quello che è il punto di vista, il sentire del popolo italiano nei confronti della religione. Se non si capisce quello, non si può capire la democrazia cristiana del dopoguerra, non si può capire il Partito Popolare piuttosto che l'opposizione cattolica al fascismo. Così come non si può capire l'attuale adesione in Italia, in generale delle gerarchie cattoliche, all'area di sinistra, l'appartenenza all'area. Quindi si tratta di valutare un insieme, un quadro che completa la nostra storia, la comprensione anche della nostra storia attuale. Ora, che cosa avviene? Immediatamente dopo la conquista di Roma da parte dell'esercito regio, il Papa, le gerarchie ecclesiastiche, organizzano l'opera dei congressi e dei comitati, cioè anche sotto la spinta delle diversi pareri, del diverso modo di sentire, di valutare da parte dei vescovi e dei vescovi diocesani e cardinali, l'opera si vengono a confronto le diverse opinioni anche all'interno degli intellettuali cattolici, e cioè ci sono coloro che sono intransigenti, e cioè aderiscono all'ordine del Papa, il non expedit, di avere rapporti politici con il nuovo potere dei Savoia, il Regno d'Italia, e da un lato, e dall'altro lato coloro che invece sono i transigenti, cioè coloro che ritengono che le gerarchie ecclesiastiche possono pensare quello che vogliono, possono dare tutte le indicazioni che vogliono in materia spirituale, ma che è semplicemente una follia per il popolo italiano non confrontarsi con quelle che di fatto sono le nuove istituzioni, con Re Sabaudo. Quindi le due tendenze che vengono a crearsi sono quelle. C'è una terza tendenza, quella dell'ultra tradizionalismo, e cioè ultra intransigentismo, e cioè che per non commettere peccato bisogna restituire tutte le terre che sono state sottratte al Papa, che adesso allora era una cosa ritenuta parzialmente seria, oggi se ci pensiamo fa un po' ridere. Ora, questo è il quadro che viene a delinearsi. Quadro che viene a delinearsi nell'ambito del Regno d'Italia. Quel Regno d'Italia che dal 1840, quando era semplicemente Regno di Sardegna, confinato là, nel Piemonte e nella Savoia, dal Regno di Sardegna diventa Regno d'Italia. 3 guerre cosiddette le 3 guerre del risorgimento, risorgimentali, ed ecco che diventa Regno d'Italia. E quelle che erano le potenze, i piccole, per quanto piccole, ma gli stati, la miriade di stati presenti nella penisola scompaiono. Scompaiono tutti, e scompare anche quello potentissimo, lo Stato della Chiesa. È il dramma anche culturale, non solo politico, che accompagnerà la storia d'Italia
a partire dal secolo, dal 200 anni fa, dall'800 fino ad oggi. Oggi abbiamo gli effetti, subiamo gli effetti di quell'epoca. Bene, vediamo i transigenti che cosa dicono. I transigenti dicono che il potere del sovrano, del Regno d'Italia, è compatibile col potere spirituale del Papa. È la base del cattolicesimo politico, della grande storia del cattolicesimo politico e della sua divisione interna. Perché, a seconda poi dei papi che si sono succeduti, i quali tutti, almeno fino a Benedetto XV, hanno sempre aspirato a riconquistare le loro terre, i territori che gli sono stati sottratti. La grande storia sta proprio nel fatto che i cattolici hanno saputo superare i dogmi, quei dogmi che ancora oggi, per esempio a sinistra, rendono impossibile qualunque ragionamento, qualunque argomentazione, qualunque dialogo. Hanno saputo superare i dogmi, hanno saputo mettere al loro posto le cose, hanno saputo essere creatori di storia non rinunciando al loro credo, alla loro fede. E questa, secondo me, è la vera grandezza del movimento cattolico in Italia. L'Italia, se deve guardare anche politicamente in modo avanzato, lo deve guardare guardando i cattolici, non certo agli altri. Questa è quella grandezza dei quali i cattolici devono essere orgogliosi, da un lato, e dall'altro lato devono essere anche critici, perché devono sapere che questa messa a disposizione avvenuta allora, rifatta, deve corrispondere alla disponibilità al dialogo che deve essere messa a disposizione oggi. Questo nella sintesi. Bene, credo siamo arrivati più o meno alla fine della nostra trasmissione. Non ho l'orologio usuale davanti, per cui penso che siamo intorno alle 10:30. Io ringrazio tutti voi per l'attenzione che avete prestato. Ringrazio la nostra regista che è bravissima e che adesso c'ha anche la voce completamente a posto. Saluto Matteo, saluto la nostra Tina, l'abbraccio tantissimo e settimana prossima, Dio piacendo, non più dalla Liguria, da un'altra parte, magari dalla nostra Lombardia, a risentirci, a rivederci e a Dio piacendo andiamo avanti nel capire, nel conquistare quella che è la radice nostra, quella dell'effettivo concetto ed applicazione del concetto di democrazia. Buona settimana a tutti.